serata. Sinergie con il mondo fieristico nazionale e una sempre più marcata internazionalizzazione dell'ente tra le linee guida del nuovo presidente di Pordenone Fiere, Roberto Ongaro, che si insedierà ufficialmente domani. Il 30 settembre a Pordenone si terrà invece una convention con i responsabili delle principali fiere europee. Il servizio di Tino Zava. Domani il CDA della fiera nominerà ufficialmente Roberto Ongaro nuovo presidente dell'ente in sostituzione di Alvaro Cardin, che lo ha retto per 2 mandati. Il manager padovano, 67 anni, ha già preso contatto con lo staff di Viale Treviso e fin da subito si è detto convinto dell'assoluta necessità di stringere sinergie con l'intero sistema fieristico. Io credo che il sistema fieristico italiano, che è tutto in crisi, abbia bisogno soprattutto di fare, usando una cattiva parola, di fare rete, cioè di mettersi assieme per massimizzare i risultati e diminuire i costi. Questo riguarda Pordenone come riguarda chiunque altro. Nel ruolo di amministratore delegato sarà riconfermato Pietro Piccinetti, che ha avuto il non trascurabile merito di aver riportato la SPA in attivo nell'ultimo bilancio e che ha presentato un piano triennale per lo sviluppo dell'ente basato essenzialmente sulla sua internazionalizzazione. Tornando a Ongaro, da sottolineare la sua lunga esperienza in campo industriale e nel settore delle energie rinnovabili. Io ho collaborato con la Fiera di Padova in settori un po' particolari, sono quelli dell'energia, conservazione dell'energia, ristrutturazione, edilizia, agricoltura. Questi sono i settori con cui ho lavorato nel settore fieristico. La mia esperienza nasce da altre parti, soprattutto nello sviluppo territoriale. Tecnologia e agricoltura, il consorzio agrario del